Dalla fondazione della formazione fino ad oggi, il tenore nugoresu si è sempre impegnato in un importante lavoro di ricerca che ha visto i suoi componenti impegnati in interviste a noti esponenti della cultura e del folklore nuorese, nonché ad appassionati e studiosi. Questo percorso li ha portati a conoscere il nuorese Giampaolo Mele Corriga, che ha trascorso la maggior parte della sua vita all'interno della cultura nuorese ed è stato il fondatore e direttore del rinomato Coro di Nuoro, un'istituzione nell'ambito corale di tradizione popolare nuorese. Nell'ottobre del 2017 hanno avuto modo di conoscerlo, di poterlo intervistare e di avere in dono il frutto di una delle sue ricerche, con il libro La musica popolare della Sardegna, ricerca etnofonica ed etnografica, scritto e pubblicato dallo stesso Mele nell'estate del 2010. Ora infatti vogliamo rendervi partecipi dei suoi studi con un attento approfondimento tecnico sui canti sacri in Sardegna. Nell'isola sono documentabili materiali musicali che risalgono all'undicesimo-dodicesimo secolo. Il Mele individua l'elemento di congiunzione tra la tradizione classica scritta ed il mondo della tradizione popolare, caratterizzato dall'oralità nel mondo delle confraternite, i rituali della settimana santa, i gozos. Pur con le dovute cautele, il Mele parla di un documento francescano del 1600 riguardante l'intonazione dei mutetos a più voci. Nel manoscritto Liber Sanctissimi Rosari, posteriore al 1712, libro di confraternita, i sacri gozos sono classificati secondo il temporale liturgico: gozos gloriosos, gozos gozosos, gozos dolorosos, da cantare rispettivamente da Pasca de Resurrezione in Avventi a Caresima. I gozos in Sardegna investono particolare importanza per la loro originalità che li fa unici nel panorama mediterraneo. Infatti la tradizione innografica europea, secondo il Mele, è caratterizzata dalla stessa musica per ogni strofa distinta, mentre nel sardo vi è la ripetizione del ritornello. Sin qui le considerazioni del Mele. Don Giovanni Dore, nel suo lavoro Gozos e Ternuras, curato dall'Istituto Isre a Nuoro nel 1983, afferma che ancor più antico del termine Gozos era quello di Laudes. La musica e il canto, arti primordiali e universali, esprimono certamente l'anima del popolo, ed è nella musica e nei canti che si può risalire all'anima primordiale del popolo sardo. Laudausem per sia Solo Mendez esoso et de Maria. laudemas prus et prusus Solo Mendez Maria et de Jesusum. et semper laudau Sole nostro Gesù sacramental. Babbu nostru qui stas in sos celor, santificatus iasu nomen tuo. Benzat a noi su regno tuo, e fatta sia sa volontade tua, come in su che luga in sa terra. Su pane nostro de cada dia, dannoslo e perdona a noi. E ahí comente noi saperos perdonamos os pidores nostros. E non les errugher in tentazione, ma liberanos dai su male. Amin. Gesù.
Deus te salve María, plena de gracia, su Señor es con tecus. Provenitas es tu entre totus ar feminas, e benedetto su fruto de esas entrañas tu ardesos. Santa María, Mamma de Deus, preca pro nobis ateros pecadores, como en hora de esa morte nostra, amin Jesús. Deus te salve María, plena de gracia, su Señor es con tecus. Provenitas es tu entre totus ar feminas, e benedetto su fruto de esas entrañas tu ardesos. Santa María, Mamma de Deus, preca pro nobis ateros pecadores, como en hora de esa morte nostra, amin Jesús. Deus te salve María, plena de gracia, su Señor es con tecus. Provenitas es tu entre totus ar feminas, e benedetto su fruto de esas entrañas tu ardesos. Santa María, Mamma de Deus, preca pro nobis ateros pecadores, como en hora de esa morte nostra, amin Jesús. Laudaus per sia. Solum mendes Jesusum et de Mariam. Laudemas Christus.